Agrimont mette insieme attrezzature di montagna e dà delle risposte rispetto ad un'agricoltura che cura il territorio, un'agricoltura che a tratti assume il valore di agricoltura eroica, che peraltro i cui prodotti sono delle biodiversità straordinarie e delle eccellenze che ci invidiano a livello mondiale. Qui allineiamo sostanzialmente tutte le ultime novità dell'attrezzatura cosiddetta in pendenza, non è solo attrezzature di montagna, ma riusciamo poi ad avere una eccellente rassegna della zootecnia. Abbiamo in esposizione addirittura degli ovini e caprini autoctoni. In più ci sono anche tutta una parte che riguarda il recupero di piante autoctone, soprattutto mele e pere, e poi infine riusciamo a mettere insieme, dicevo prima, queste eccellenze che sono il frutto di questa agricoltura a tratti eroica, prodotti quindi tipici, DOP, che ci invidiano in tutto il mondo. Ma penso che sia questa la 42esima, una delle più belle riuscite manifestazioni di Agrimont a livello espositivo di qualità. Devo dire che questo è un segnale molto importante dell'economia che è attorno a questo settore, che è quello dell'agricoltura di montagna. C'è un grandissimo fermento e questo è sicuramente positivo, e noi come amministratori dobbiamo cercare di mettere in condizione chi vuole vivere la montagna di vivere nella maniera migliore. Sicuramente ci sono tanti problemi, uno su tutti è quello della siccità che mi preoccupa fortemente, ma anche da quel lato lì dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni insieme, soprattutto agli esperti di settore, perché noi non siamo dei tuttologi dove abbiamo sempre la soluzione, dobbiamo farci aiutare da chi sa, e penso che alla fine riusciremo anche in un momento così delicato di mancanza di piogge di trovare delle soluzioni. Assolutamente sì, stiamo parlando di una fiera deve avere un orizzonte di ampio raggio e quindi deve guardare al mondo, non deve guardare entro i suoi confini. Questa è la fiera dell'agricoltura di montagna, ma la montagna non c'è solo a Belluno, e quindi se noi pensiamo a che mercato può rivolgersi, pensiamo a un mercato che garantisce un'ampia possibilità. E quest'anno è andata bene, ci sono parecchi espositori anche nella parte delle macchine agricole e questo fa ben sperare. La regione c'è, è chiaro che si parla di agricoltura di montagna e quindi io lo ribadisco per l'ennesima volta, credo che il miglior presidio della montagna sia fatto dall'agricoltore di montagna, che sa come gestire il territorio montano, sa quali cure deve avere nei confronti del territorio montano e quindi bisogna cercare di fare in modo che l'agricoltore rimanga in montagna, che ne abbia una fonte di reddito, e in tal modo preserviamo il territorio in montagna anche da eventuali dissesti idrogeologici. Questo è un vantaggio per la montagna ma anche per la pianura, perché quello che accade in montagna di negativo ha ripercussioni anche in pianura. Per portare i giovani in montagna dobbiamo ricreare un'economia montana. È da un po' di tempo che abbiamo visto che solo il latte o solo la parte forestale non è sufficiente ad interessare il giovane. C'è tutto un altro mercato, che sono le piante officinali, che sono altre attività che possono interessare il giovane. Ma perché interessano il giovane? Perché creano reddito. Noi dobbiamo far comprendere alla montagna che ci sono altre attività che possono essere intraprese per attirare i giovani. Insomma, il giovane che capisce l'importanza dell'agricoltura e che è messo nelle condizioni di fare impresa è un giovane che ha voglia di mettersi in discussione, esiste e sempre ci starà. Da questi concetti base per mettere nelle condizioni i giovani di tornare alla terra. Credo che riusciremo a legiferarla entro la fine di quest'anno e poi riuscire a metterli veramente nelle condizioni, anche usando tutti gli strumenti che già ci sono, PSR e PAC, per fare in modo che i giovani non debbano lasciare questa terra, ma anzi ne trovino grande comicità e anche passione e voglia di rimanere in montagna.